Enrico Cunico, ci troviamo alla fine, mister, ad ogni finale, perché la Luparense c'è sempre. Campioni d'eccellenza, avete fatto un double a cui tenevate moltissimo, direi una gara vinta con merito, che avete creato tante occasioni, anche in 10 contro 11 avete avuto la palla del Sì. 4-2 più volte, quindi insomma in questa finale avete messo la ciliegina sulla torta. Sì, dai, devo fare i complimenti ai ragazzi perché comunque abbiamo vinto da un mese a questa parte, quindi non era facile rimanere sul pezzo. Però stasera ho rivisto la Luparense dei primi mesi e quindi ho visto una grande Luparense. Come hai detto te, meritatamente l'abbiamo portata a casa, anche se magari poteva essere più arrotondo il risultato. Raffaele Baido, capitano della Luparense, nonché bomber, perché questa sera insomma l'hai decisa tu, Raffaele, con una doppietta. Vi portate a casa anche la Coppa regionale dopo il campionato, stagione perfetta da incorniciare. Sì, diciamo che questo è stato l'incoronamento di questa stagione fantastica, ma di certo non è merito mio per i 2 gol questa sera, è merito di questo gruppo fantastico, perché un gruppo così personalmente non l'ho mai trovato, quindi è la vittoria del gruppo questa qui. Mister Mario Colantoni, tecnico del Vigasio al termine della finale del campionato regionale. Mister, la gara non è andata come speravate, ci avete provato fino alla fine a rimontare contro la Luparense, che bisogna dire nel complesso forse ha avuto più occasioni di voi. È stata comunque una bellissima finale e diciamo un finale degno della stagione che anche per voi è stata trionfale. Sì, sì, dai, 2 belle squadre, probabilmente loro qua avevano qualcosa in più a livello fisico e alla lunga diciamo una vittoria anche meritata per quello che si è visto in campo. Comunque insomma c'è da fare i complimenti ai ragazzi per l'annata che ci ha visti trionfare in quello che contava tanto di più, che era il campionato, quindi complimenti ai nostri ragazzi. Andrea Antenucci, bomber del Vigasio, questa sera Andrea la finale non è andata bene, ha vinto la Luparense 2-3, forse con merito insomma in virtù delle occasioni create, però possiamo dire che il gol più bello l'hai fatto tu con una splendida rovesciata nel primo tempo, quella che ha sbloccato la gara. Rimane per voi una stagione fantastica comunque. Sì, è stata innanzitutto una bella partita, giocata a visa aperta da entrambe le squadre, poi loro sono stati bravi a finalizzare qualche occasione in più creata sicuramente nel secondo tempo, poi la stanchezza ha fatto da padrona e sì, sul gol sono contento, però purtroppo volevamo vincere. È questo. Abbiamo fatto una grande stagione, l'obiettivo era quello di fare bene, abbiamo vinto un campionato difficile e quindi siamo molto contenti. Dai.